Allora, quest'anno le linee guida del settore tecnico ci hanno dato dei casi di condotta permitizzale, il vantaggio di norma non deve essere concesso. Qualora l'arbitro intenda comunque accordarlo alla Pazzoli, segnalandolo col gesto codificato, lo stesso si concretizza e si possono prefigurare dei seguenti. Vai col mouse, basta che scorri situation. Allora, rete idonea, la stessa sarà accordata, l'infrazione per la quale è stato accordato il vantaggio sarà punita con la munizione per comportamento distruttivo. Quindi, caso mio, la palla va dentro, bene, il vantaggio giallo tutto a posta. Se la rete non viene realizzata, il pallone esce, l'arbitro dovrà espellere il calciatore, che è quello che avrei dovuto fare io. Il fallo dovrà essere cumulato, come questo l'avevo fatto. Il gioco sarà ripreso in conformità di come essere va bene. Se la rete non viene realizzata nell'immediatezza a causa di un'interferenza di un difendente nel frattempo sopraggiunto e che ha inficiato la concretizzazione del vantaggio e la realizzazione della rete, l'arbitro dovrà tornare indietro e concedere il calcio di punizione. OTS, fischio rosso. Non esiste vantaggio, non esiste. Io questa cosa ve la devo far vedere, ma cancellatela. Okay? Loro se vogliono assumersi il rischio perché comunque hanno comunque una padronanza diversa dalla vostra, lo possono fare. Vi dicono cosa fare. Allora la rete non venga realizzata nell'immediatezza e l'arbitro erroneamente non torna indietro per sanzionare l'infrazione. Gli arbitri interromperanno il gioco, appena una squadra del calciatore che ha commesso la condotta permitizzale avrà il possesso del pallone. L'arbitro dovrà espellere il calciatore, il fallo verrà accumulato e sarà ripreso una soluzione diretta. Capite che incasinato? Effetti successivi alla concessione del vantaggio con un'infrazione che prevede la sospensione. Copia e incolla. Vai, rosso. Buono, chiudi. Domande? Vi faccio vedere un video del vantaggio. Non è il blues, Vabbè,